Buongiorno a tutti, ben arrivati. Un appuntamento che si ripete ormai da qualche anno, da quando c'è qui il Salone Nautico di Venezia. Ci sarà la presentazione oggi del 13° report sull'economia del mare, con i dati forniti da Ossermare, ma l'introduzione e i saluti di casa li faccio fare dal Presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Accampora. Grazie Elena, grazie a tutti. È un appuntamento ormai che è diventato una prassi consolidata qui a Venezia e, come ha detto Elena, è il 13° rapporto sull'economia del mare, perché il 14° lo lanceremo il 6 in una delle puntate del Blue Forum che si farà proprio al Mimit con il Ministro Adolfo Urso a Roma. Ed è, diciamo, il luogo questo oggi dove possiamo, insieme a voi, insieme con l'autorevole, diciamo, imprimatur del nostro Presidente Antonello Testa, il neo Presidente di Informare, capire dove orientare le vele e quindi dove orientare la rotta. È una delle migliori pratiche in questo momento in Europa. Continuiamo a lavorare in questo senso attraverso quello che il sistema camerale sa fare meglio, e cioè il sistema camerale quello che sa fare è analizzare i dati, metterli a disposizione. Vedo l'amico Presidente Verocchio, che saluto e ringrazio, di Assomarinas, e proprio metterli a disposizione delle associazioni. Ecco, questo è il compito di Assonautica, che non è un'associazione datoriale, ma è un'associazione di sistema del sistema camerale, e fa questo lavoro, quindi orienta, mette dati, li analizza e li trasferisce a chi poi mette in campo le politiche e chi si interfaccia anche con la politica e col governo per mettere il sistema nelle imprese nelle condizioni migliori di poter esplicare al meglio la propria funzione. Noi non abbiamo lavorato quest'anno, lo sa benissimo Antonello, con il nostro osservatorio Ossermare soltanto su questo rapporto, ma abbiamo lavorato anche come Assonautica. Vedo il segretario generale di Assonautica, Antonio Bufalari, da qualche parte, ma lui sparisce ogni tanto, eccolo là, oggi c'è. Abbiamo lavorato anche sull'osservatorio della dimensione marina, quindi con la Scuola Nazionale vediamo se sei preparato, della subacquea non è preparato, di La Spezia, esatto, dove abbiamo messo in campo un altro rapporto che ci indica qual è la strada di quella dimensione sottomarina che non conosciamo soltanto per il 20%, anzi conosciamo più lo spazio che la dimensione sottomarina, e l'abbiamo fatto insieme alla Marina Militare. Quindi ecco, questo è il ruolo del sistema camerale, un ruolo del sistema camerale che ci fa in qualche modo essere al pari delle altre nazioni europee, e lo facciamo molto bene. Quindi oggi analizzeremo questi dati, ci sarà un focus sulla Regione Veneto come di consueto, e servirà sicuramente alle associazioni, al sistema delle imprese per lavorare al meglio in questa regione. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie Presidente. Io, prima di dare la parola ad Antonello Testa, che appunto ci illustrerà i dati, vorrei qui con me l'Avvocato Andrea Ciulla, che è il Vicepresidente nazionale, per un saluto. Buon pomeriggio a tutti. L'emozione chiaramente di trovarsi qui in questi frangenti di questo salone che certamente conferma ogni anno l'importanza che chiaramente assume nell'ambito dell'economia del mare eventi di questo valore, di questa importanza. Non aggiungo altro a quanto già riportato da parte del nostro Presidente. Mi limito a dire soltanto che proprio la collocazione di Assonautica nell'ambito di quello che è il sistema camerale consente al nostro sistema, al sistema Assonautica, di essere quel collante, no, che ci siamo sempre detti tra tutte le associazioni. Bene, questo è quello che noi facciamo a livello nazionale e soprattutto nei territori dove da Presidente di una territoriale lavoriamo costantemente in favore di questa forma di aggregazione tra le associazioni che riteniamo essere il motore poi vero di Assonautica, e abbiamo visto, sono molto celere, come l'impegno del nostro Presidente all'interno del CIPOM, che grazie al Ministro Musumeci ricordiamo avere un Ministro del Mare, ricordiamo che
finalmente riusciamo a concentrare all'interno di un unico organismo tutte le tematiche che devono essere affrontate a livello trasversale, perché sappiamo bene che vanno a tagliare le competenze di numerosi ministeri. Grazie al lavoro del nostro Presidente all'interno del CIPOM, ha parlato di subacquea, abbiamo un DDL che è diventato legge che affronta proprio le tematiche della subacquea. Certo, dico del CIPOM, un lavoro corale, chiaramente volevo proprio ricordare questi aspetti che certamente fanno e danno la plastica dimostrazione di come l'unità nell'ambito dell'economia del mare certamente porta frutti e porta certamente quello che è il valore aggiunto rispetto a episodi di singole entità o di singole associazioni. Chiudo qui, ringrazio, la location è davvero meravigliosa, quindi buon lavoro, attendiamo di conoscere col Presidente Testa questi dati che chiaramente ogni anno ci tengono sulle spine, perché ci riportano quello che è poi l'effettiva percezione della realtà. Grazie ancora. Grazie ad Andrea. Come ogni anno in maniera egregia Antonello Testa, che non è più solo il responsabile di Ossermare, ma è diventato appunto il presidente di Informare, che ricordo appunto sono coloro che realizzano questo report assieme al Centro Studi Italia Carne Union Camere. Per cui a te la parola per entrare ancora una volta a darci i dati della Blue Economy della nostra regione e di Venezia. Grazie Elena, e soprattutto un caro saluto e ringraziamento ai presenti. Ormai per noi Venezia è diventata, Presidente, un abitué, non andiamo avanti se non c'è Venezia, ma al di là di questo, come è già stato anticipato dal nostro Presidente, l'amico Gianni Campora, ormai sono anni che oltre a fare un rapporto a livello nazionale studiamo anche dei rapporti regionali, tra cui il vostro Veneto. Però prima di entrare, io lo so che tutti voi volete subito conoscere quelli che sono i dati del Veneto, mi piace partire sempre da queste considerazioni, che poi sono le considerazioni che ci hanno spinto all'inizio a studiare il mare e a capire quale ne fosse la forza a livello economico che questo settore, queste filiere potessero esprimere. L'Italia è questa roba qui. È un pontile fatto di 1166 comuni costieri. Noi analizziamo non solo i comuni litorali, ma anche quei comuni che hanno il 50% del territorio in un raggio inferiore a 10 km dal mare, quindi non insistono direttamente al mare, ma vivono di mare, anche perché cerchiamo di farlo insieme alla Commissione Economica Europea, che col suo Blue Economy Report utilizza questo perimetro in modo che rendiamo i nostri rapporti comparabili, dove vive il 34% della popolazione, che produce oltre il 30% di tutta la ricchezza nazionale. Quindi quel pontile dove va a finire? Si butta in questo piccolo oceano, un piccolissimo mare, rappresenta l'1% di tutti i mari, gli oceani mondiali, ma dove transita il 20% del traffico marittimo, il 30% del traffico petroliero e il 27% di tutti i portacontainer. Quindi capiamo la leadership geopolitico di questo piccolissimo bacino, cioè un puntino, l'1%, dove però vivono oltre 500 milioni di cittadini, dove viene prodotto quasi il 10% del PIL mondiale. È chiaro che l'Italia è al centro di questo mondo e come tale non solo la natura e la storia anche ci ha detto voi ne potete fruire degli oneri, ma ci ha lasciato anche degli onori, potete fruire degli onori, ma ci ha lasciato anche degli oneri. Siamo al centro di questo mondo e quindi in qualche modo ne siamo anche responsabili. Cosa significa per l'Italia? 76,6 miliardi di valore aggiunto di ricchezza creata direttamente, il 4% della ricchezza nazionale, con una crescita, vedete, ecco, quello che ci chiedevamo, lo dicevamo prima, continuerà a crescere, sì, con tassi molto alti, 15,9%, occupazione oltre 1 milione, 232.000 imprese che pesano anche per il 4% sul numero delle imprese. Ma la cosa più importante è questo moltiplicatore 1,8. Che cosa ci dice? Ci dice che ogni euro che questo mondo produce direttamente ne induce un altro 1,8 per altri 140 miliardi che fanno quei 216,7 miliardi che pesano per l'11,3% sulla ricchezza italiana. Quindi io oggi sfido a trovare un'economia che sia così importante per tutta la ricchezza nazionale. Questi dati ve li sto dando velocemente, ma solo per farvi capire quando quel numeretto, quel moltiplicatore in realtà è fondamentale, perché non è
ci dice solo quando produce, ma ci dice quando una filiera sia brava a riprodursi, quando una filiera sappia fare filiera e quando questo mondo sia interconnesso con il retroterra, perché quella ricchezza indotta è tutta ricchezza che non sta sul mare, ma che viene dalla filiera. Quindi voglio dire, vive di mare anche restando del territorio, e lo fa, e qui abbiamo riportato nei vari settori, vedete la movimentazione è quello più alto, 2, quindi il trasporto passeggeri e merci 2,6, ma poi abbiamo la cantieristica, abbiamo l'attività sportive e ricreative, quindi sono quelle attività che pur vivendo di mare hanno una forte capacità di creare ricchezza anche oltre il mare, quindi anche nell'entroterra. Qui questa cartina è importante perché vedete il nord-est, e qui iniziamo a avvicinarsi al Veneto e a Venezia, ha il moltiplicatore più alto, 2,1. Questo che significa? Che nel nord-est siete bravi. Cioè l'economia del mare del nord-est è in grado di creare ricchezza anche laddove non c'è il mare, anche c'è una forte connessione con il retrostante, con l'entroterra, ma sono bravi sicuramente a fare filiera. Non significa che noi del sud non siamo bravi, Andrea, tu sei palermitano, ma noi abbiamo sviluppato altri tipi di filiere che sono meno moltiplicative. Tra queste il turismo che, come vedi, c'è l'attività, quelle attività ricreative e sportive un po' più alte, ma poi scendiamo leggermente. Qui vedete colorata la specializzazione, giusto per farvi vedere che Venezia è quarta come valore aggiunto in proporzione, diciamo, l'apporto che Venezia dà alla ricchezza della sua provincia. Quindi il mare è fondamentale perché siamo ai livelli del 15,4%, quindi è chiaro per la provincia di Venezia l'economia del mare, quella che viene fuori dalla filiera del mare, è molto impattante, molto importante, oltre il 15%. Lì avevamo visto 1166 comuni tra costiere e litorani, il Veneto solo 40 comuni, e lo dico e poi vi dico perché solo, ma questa cosa è importantissima, dove vive solo il 16%, vi ricordate a livello nazionale il 34% della popolazione, e quindi diciamo che la maggior parte del territorio della popolazione veneta vive altrove, a differenza di tutto il territorio nazionale dove un terzo della popolazione, un terzo della ricchezza veniva prodotta in 1166 comuni, ma producono 6,2 miliardi di valore aggiunto, che vedete pesa per il 3,5, ma guardate il tasso di crescita. Siamo al 30,5%, cioè voglio dire è un galoppo, e stiamo parlando di anni particolari perché 2023-2022, quindi l'economia del mare, come io amo dire, cresce nonostante tutto, no? Se pensate a quello che è successo dal 2020 in poi, è un'economia comunque che continua a crescere, così l'occupazione con quasi 80.000 occupati e oltre 14.000 imprese, con un moltiplicatore 2,1. È quello che vi dicevo prima, vedete l'importanza di questo dato, è maggiore di quello italiano, ma solo 40 comuni, perché sono Venezia e Rovigo, le altre grandi città, i grossi centri sono tutti nell'entroterra, riescono a creare una filiera e una connessione col territorio molto forte, perché 2,1, cioè ogni euro che viene prodotto direttamente dal mare ne induce nelle restanti filiere altri 2,1, producendo oltre 13,1 miliardi per un totale di 19,3 che pesano per il 10,9. Ora, il 34% della popolazione a livello nazionale è capace di pesare per l'11% sulla ricchezza nazionale. Il Veneto col solo, ecco perché dicevo solo il 16% della popolazione, imbatta per l'11%. Cioè vedete che forza che ha la vostra economia del mare, e questo per voi veneti, qui è un vanto. Abbiamo tutte le filiere, giusto per farvi capire quelle più importanti: servizi d'alloggio e ristorazione 45,9, fatta 100 la torta delle 7 filiere, vedete 45,9% quella ristorazione, il trasporto 18,5%, la filiera della cantieristica. Come vedete parliamo di tutte filiere che hanno un moltiplicatore molto alto, quindi una connessione forte con il restante, con il retroterra, e anche la ricerca, attività, regolamentazione, il 13,1, insomma una buona percentuale. Dove si posiziona il Veneto? Avevamo visto che a livello di valore aggiunto diretto impatta sul resto dell'economia per 3,5 e si posiziona al 12° posto, scende al 13° per impatto sugli occupati. Però ricordiamoci sempre, parliamo di una regione che solo 40 comuni e solo il 16% della popolazione vive in aree costiere, il resto vive altrove, quindi dire solo è un po' un peccato, ed è 13° come impatto per il numero di imprese. Però Venezia, chapeau, è giusto un pochino ai piedi del podio, avevamo visto 15,4% di valore aggiunto totale che impatta in maniera importante sulla ricchezza provinciale, lo stesso dicasi per gli occupati,
Nel numero di imprese Venezia resta quarta e questo è l'apporto, ripeto, che porta all'economia di tutta la provincia, ma entra anche Rovigo nella top 10, che fino adesso era rimasta nascosta, era 17esima come impatto di valore aggiunto, comunque alto, 8,1, era 32esima, ma come numero di imprese, vedete, comunque tra le prime 10 province in Italia, quindi voglio dire, è entrata di forza nella top 10. Questa è all'interno del Veneto, le varie province, vedete che abbiamo qui nella torta province che vivono comunque di economia del mare. Questo perché? Per quello che vi dicevo prima, cioè c'è una connessione forte. Oltretutto noi quando studiamo come sistema camerale, come ha spiegato bene il nostro presidente Acampora, essendo sistema camerale noi andiamo a vedere i codici Ateco, quindi andiamo a studiare anche quello, pensare a quanti servizi non vengono, che impattano sul mare, ma che non vengono direttamente da comuni litorani o comunque da aree costiere, e lo stesso dicasi per la cantieristica. Noi troviamo anche nella nostra provincia, che la conosciamo meglio, presidente della nostra Camera di Commercio, sul Frosinone, che è nell'entroterra, ci sono dei cantieri, quindi anche province che non vivono, che non sono interamente per niente sul mare, e comunque vivono in parte anche di economia del mare. Qui è l'andamento delle imprese, sotto vedete cosa succede a livello nazionale. Fatto 100 anno 2019, pre-pandemia, poi c'è stata pandemia, guerra e quant'altro. Vedete, in Italia si allarga sempre di più la forbice, questa sotto, perché nell'economia del mare il numero di imprese cresce, mentre decresce quello dell'economia generale. In Veneto c'è sempre una forbice che si allarga, ma diciamo le imprese dell'economia del mare è rimasto pressoché costante dal 2019 ad oggi. Vedete, c'è una piccolissima flessione, 0,5 nell'ultimo anno, ma non è preoccupante. Il valore assoluto, Venezia è la terza provincia in Italia, quindi è sul podio, bravi, come numero di imprese, subito dopo Roma e Napoli, ma dietro si mette... insomma, province importantissime anche di economia del mare, quindi andando ad analizzare a valore assoluto saliamo sul podio, e questa è una slide a cui tengo molto, perché qui ci dice un po' quella che è la dinamica dell'imprenditoria, cosa sta succedendo. Questa non è solo una foto, ma come capiremo meglio, serve a capire il momento, ma anche a interpretare il futuro, a cercare di capire cosa sta succedendo. Parto dall'ultima, che è quella peggiore. Purtroppo l'imprenditoria giovanile decresce, ma è un problema strutturale, non riguarda solo l'economia del mare, come decrescono anche gli occupati, i giovani, ma qui è più un fatto demografico, insomma sappiamo in Italia è una nazione, stiamo invecchiando, non ce lo dobbiamo dire, decresce del 10,7%, vedete in Veneto, in Italia decresce meno del 3%, però perché non ci preoccupa? Perché se andiamo a vedere l'altra, quella a sinistra, dove sono le imprese straniere, che presenta già un buon 10,1%, ha una crescita del 25,4%. Questo facendo un conto matematico a spanne, qui circa 100 abbiamo persi in un anno, circa 120-130 imprese, lì ne abbiamo guadagnate. Perché dico guadagnate? Perché oltre 360. Perché? Perché l'imprenditoria straniera è comunque un'imprenditoria che arriva, e che nell'economia del mare, chi vive di mare, gli imprenditori in sala che vivono di mare, sanno bene che devono produrre qui, perché se vogliono fare bellezza, lusso e quant'altro devono usare le maestranze italiane, l'artigianalità italiana e la capacità italiana. Quindi il fatto che arrivino imprese straniere è un fatto positivo. È comunque come se fossero giovani. Cioè, faccio l'esempio del lago: evaporano 100 imprese, ne entrano altre 300, quindi diventa sempre più grosso. Quindi questa cosa ci dice questa slide? Ci dice che in realtà anche nel Veneto, come nel resto d'Italia, è un'economia che continuerà a crescere, anche perché attraendo così tanto, è comunque un'economia importante che cresce. Imprenditoria femminile, e qui care donne venete un po' mi dispiace, perché a differenza di quando lo succede in Italia, vedete il rosa più 10,9, diminuiscono, ma già sono pochine, il 18,4. Questo è un problema, perché più donne significa intanto più diversità, ma loro sono più bravi di noi, come dice l'amico Luciano Serra, oggi non c'è, noi abbiamo un neurone e spesso funzioniamo pure male, insomma voi siete molto più brave, portate sensibilità, diversità, e il fatto che stia diminuendo è un dato che non ci piace, ma potete recuperare. Qui è il saldo della bilancia commerciale. In Italia abbiamo una bilancia commerciale relativamente all'economia del mare sbilanciata, ma questo è dovuto solamente ed esclusivamente alla filiera ittica. Quando noi parliamo per filiera ittica non parliamo solo di pescato, ma parliamo di tutto, anche della trasformazione, pensate al tonno, insomma, o ai surgelati, no? Tanti di questi prodotti sappiamo bene non vengono prodotti in Italia, quindi importiamo tantissimo.
Esportiamo soprattutto nel lusso, ma devo dire anche abbiamo iniziato a esportare anche sulla nautica da diporto, e logicamente non riusciamo a compensare le importazioni che arrivano dalla filiera ittica, quindi andiamo in negativo, ma come vedete la cantieristica comunque è positiva. Nel Veneto parliamo di 26 milioni, insomma non sono tanti, però ha un impatto del più 10,2, quindi comunque è in crescita. È chiaro che poi più 10,2 milioni, scusate, tra import e export, però vedete alla fine purtroppo la bilancia è sbilanciata, ma ripeto non riguarda necessariamente la cantieristica, che invece dove restiamo in eccellenza mondiale, dove siamo leader mondiali soprattutto come sistema paese, ma devo dire anche il Veneto, seppur può fare di più, ma d'altronde abbiamo detto prima sono due province, Venezia e Rovigo, che poi hanno sulle spalle tutta la regione. Questa ve la faccio vedere, è l'ultima, e qui chiudo pure per dare a Rovigo, insomma, che è l'altra provincia, oltretutto è l'altra provincia che sta in questa Camera di Commercio, la soddisfazione di superare Venezia, perché nella filiera ittica invece nelle esportazioni Rovigo è quinta a livello nazionale. Come tasso di specializzazione fatto 1 il tasso italiano, quindi Rovigo è quinta e Venezia è 12ª. Insomma, concludo così pure per dare la giusta soddisfazione agli amici di Rovigo. Grazie. Ringraziamo Antonella Testa che... Prego? Ah sì, ti dice. Potete riaccomodarvi, relatori. Che come ogni anno preciso, puntuale e soprattutto in maniera chiara e non noiosa nel raccontarci questi dati. Mi fa molto piacere che il Veneto e Venezia siano dentro il podio, che stia andando molto bene, un po' meno sull'imprenditoria femminile. Vedremo in qualche modo anche come Sonautica magari di vedere di spronare un po' questo settore. Quindi finito con Antonella, chiamo invece il prossimo nostro, se la smettono di chiamarmi, che magari, ecco, il nostro prossimo relatore, quindi Francesco Di Cesare, lo chiamo qui ad intervenire, eccolo qua, Presidente di Risposte Turismo, che invece ci presenta un'analisi per quanto riguarda il turismo nautico. A lei la parola, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille agli amici Giovanni, Antonello e Felice per l'invito anche quest'anno. Anche questa diciamo, è una bella tradizione, non mi riferisco tanto in particolare alla presenza al Salone Nautico, ma proprio di collaborazione più ampia con voi, e questa è una grande soddisfazione, premia anche il lavoro che Risposte Turismo fa da 25 anni, e anzi voglio scusarmi un po' con tutti voi, ma dopo questo brevissimo intervento dovrò lasciarvi, perché proprio nel tardo pomeriggio c'è uno degli eventi che abbiamo scelto di organizzare per celebrare i 25 anni di attività di questa società che ho fondato appunto nel 2001 e che è al momento una delle più longeve società private italiane di analisi e consulenza nel turismo. Tra le varie attività che realizziamo c'è anche quella di organizzare l'Adriatic Sea Forum, che è un evento appunto, si evince dal nome, dedicato all'Adriatico e in particolare a quello che chiamiamo il Maritime Tourism in Adriatico, quindi la somma delle componenti di Maritime Tourism che sono la nautica, certamente, e insieme alla nautica anche la crocieristica e i traghetti. Noi lavoriamo molto su questi temi, su questi aspetti che diciamo stanno dentro la macroindustria turistica. Facciamo e svolgiamo delle analisi. In occasione dell'Adriatic Sea Forum presentiamo un rapporto di ricerca che è appunto l'Adriatic Sea Tourism Report, la cui nuova edizione presenteremo proprio a Venezia, perché questo forum è itinerante, ma quest'anno per la prima volta si svolgerà a Venezia il 25 e il 26 giugno. Ricordo la prima edizione a Trieste nel 2013, poi siamo andati anche dall'altra parte dell'Adriatico, a Dubrovnik 2 volte, a Budva e così via. E allora vi presento, non sarò diciamo così dettagliato e esaustivo come Antonello, però vi presento pochi numeri allargando un po' l'oggetto della rilevazione, perché diciamo, in questo caso appunto parliamo di Adriatico, uno specchio come dire, d'acqua che conosciamo molto bene, nel quale di fatto siamo in questo momento, e che è una macro regione, una destinazione turistica internazionale sulla quale come Risposte Turismo lavoriamo e ci battiamo da anni per come dire, sensibilizzare un po' tutti, amministratori e
professionisti, operatori dell'industria privata rispetto alle potenzialità reali, non solo quelle economiche peraltro. Allora io voglio mostrarvi giusto pochi dati. Intanto volevo dirvi, per chi di voi avesse piacere, se si inquadra il QR code si va direttamente a una pagina per iscriversi gratuitamente al forum, lì dove l'iscrizione regolare comporta una piccola richiesta appunto economica. Qui vedete la mappa dell'Adriatico, nella quale mappa noi andiamo a collocare tutte le porte di accesso a questa meravigliosa destinazione. Quindi tutti i porti dove possono arrivare navi da crociera e o traghetti e naturalmente anche le varie marine e i porti. Abbiamo anche identificato le principali rotte per frequenza, per movimentazione passeggeri, naturalmente in questo caso riferiti alle crociere e ai traghetti. E se vogliamo, questa mappa che noi aggiorniamo da oramai più di 10 anni è qualcosa che almeno allora era davvero innovativa, perché mescola per la prima volta un esercizio che secondo noi vale assolutamente la pena fare, perché per quanto nautica, crociere e traghetti siano 3 settori distinti, hanno tantissime connessioni e tantissimi fattori comuni. Ecco, questa mappa restituisce un po' anche la complessità, l'articolazione, magari già una prima idea di come l'Adriatico si sviluppi quando si tratta appunto di maritime tourism. Poi se andiamo invece più nello specifico del settore che qui in questa sede ci interessa, e quindi il turismo nautico, poi magari mi fermo anche davvero pochi secondi su questo concetto del turismo nautico, ma se andiamo proprio sulla nautica invece, ecco che noi abbiamo costantemente, continuiamo a fare questo lavoro di mappatura, se vogliamo, delle strutture destinate alla nautica e dei relativi posti barca, e come vedete attualmente ne contiamo 347 per 81.710 posti barca. Di fatto nel 2025-2026 una sola vera inaugurazione, e la vedete lì. Questo non significa che l'incremento di posti barca sia unicamente diciamo, legato a questa apertura, perché poi ci sono stati ampliamenti e interventi comunque su marine esistenti, ma questo è quello che succede. Però vi do un dato che, appunto, tornando al tema del turismo nautico, è emblematico e fondamentale. Il 16% di questi posti barca è dedicato a transiti giornalieri, laddove tutto il resto ad una clientela stanziale, residenziale. Una clientela stanziale e residenziale che certamente fa il business, mi verrebbe da dire, o comunque mette a posto i bilanci nella gestione di un marina, ma che però non fotografa il turismo nautico. E quindi ecco qui, diciamo, c'è un piccolo misunderstanding che a volte sfugge anche agli addetti ai lavori. Parliamo di turismo nautico, ma il vero turismo nautico è quando io prendo la barca mia o magari noleggiata e decido di fare un itinerario, di andare a toccare altre marine in Italia, vicine, lontane, in altri paesi, ma quella è la parte che noi vogliamo fotografare. Ma perché noi la vogliamo fotografare? Perché la nostra società si chiama Risposte Turismo e quindi a noi interessa in particolare quel tipo di competenza, quel tipo di, diciamo, di pertinenza e di aspetto. Se ci fate caso, nelle statistiche, anche le migliori, le più complete, certamente qui Antonello ve ne ha dato un esempio, peraltro anche molto più ampio perché su tutta l'economia del mare, quasi sempre la nautica viene fotografata in termini di infrastrutture, strutture, quindi di dotazione e di offerta. Molto poco si fa e si dice sulla domanda, che è quella sulla quale noi invece cerchiamo di lavorare, con fatica lo facciamo e lo faremo sempre di più. Siamo riusciti nel 2024 a dare per la prima volta questo dato, questa stima di circa 500.000 transiti turistici in Adriatico, transiti nautici naturalmente in Adriatico, che comunque ha dato modo a noi e anche a tutta una serie di operatori di avere un primo riferimento fondamentale sul quale anche fare delle riflessioni. Allora noi, col nostro atteggiamento anche un po' a volte da stalker, perché poi voi sapete molto bene quando vi arrivano da parte nostra o da parte di altri magari delle richieste per avere delle risposte a dei questionari, tutti impegnati nel nostro lavoro, non è mai facile riservare 5-10 minuti, eppure noi continuiamo non solo perché è il nostro lavoro, ma anche perché siamo convinti che poi dal condividere questa conoscenza, da fare queste elaborazioni, arrivano degli strumenti operativi preziosi per gli stessi imprenditori, per gli stessi operatori. Allora noi continuiamo in questo lavoro e anche per l'edizione di quest'anno abbiamo fatto un'indagine su un campione importante, oltre 70-80 marine distribuite da questa parte dell'Adriatico e dall'altra parte, anche grazie alle vostre associazioni, e davvero vi ringrazio una volta di più.
E vi mostro solo 2 elaborazioni. Poi chi avrà modo, avrà voglia di partecipare al nostro forum o magari di scaricare successivamente il rapporto vedrà molte più cose, molti più elementi. Da dove arriva il turista nautico? Non, attenzione, non chi utilizza il posto barca, ma da dove arriva il turista nautico nelle marine adriatiche? Bene, se andiamo a vedere la costa occidentale, quindi la nostra, si tratta di un turismo nautico fondamentalmente domestico. Quindi 2 turisti nautici su 3 sono italiani che decidono di fermarsi in un marine italiano all'interno di una più o meno breve o lunga crociera con la barca di proprietà o magari noleggiata. Ci sono poi altri mercati, peraltro non adriatici, di riferimento, la Germania innanzitutto, l'Austria, poi la Francia, porzioni un po' più residuali. Completamente diverso è lo scenario invece della costa est dell'Adriatico, lì dove la composizione assume un mix decisamente più eterogeneo. Questo certamente somma di mercati domestici, lo sloveno in Slovenia, il croato in Croazia, che caratterizza quel lato dell'Adriatico, a differenza del nostro che di fatto è mononazione, monopaese. Però vedete che c'è appunto una componente di nostra domanda che arriva lì. Ci sono sempre questi mercati, la Germania pesa più o meno la stessa percentuale, lo stesso vale per l'Austria, e poi c'è un significativo 28% della Croazia, quindi mercato interno, mercato domestico se vogliamo, ma meno significativo di quello italiano. Questo aspetto orienta non poco le strategie, i pensieri, le riflessioni, se mai volessero essere fatte, degli imprenditori e degli operatori, dei responsabili delle marine da questa parte e dall'altra dell'Adriatico, nonché delle società di charter ovviamente. E l'altra elaborazione che volevo mostrarvi, e poi chiudo, è legata ai driver di scelta, alle ragioni per le quali la domanda turistica nautica, ripeto ancora una volta, non la clientela residenziale, sceglie quello specifico marina nel caso della costa italiana e nel caso della costa orientale. E qui vedete che abbiamo raccolto delle informazioni, a risponderci sono stati comunque i responsabili dei marine interpretando le espressioni, le intenzioni e quello che hanno raccolto dai turisti nautici, non è un'indagine fatta sul turista nautico direttamente, e vedete che in questo caso le voci sono ordinate rispetto alla classifica italiana, quindi di costa occidentale, ma vedete come tornano una serie di aspetti che un po' potevamo immaginare, tra essi ad esempio l'attrattività turistica della destinazione, pur non essendo tra i più citati. Il prezzo dell'ormeggio non sembra essere poi un driver così fondamentale nella scelta. Ce ne sono altre, è interessante anche notare come, ma qui torna un po' turisticamente, è qualcosa di anche facilissimo da interpretare rispetto alle dinamiche appunto sia di collocazione delle marine che di quello che poi si va a fare a vedere nell'entroterra. È significativo vedere come la posizione geografica strategica nell'itinerario di un marina pesi molto di più nel caso della costa occidentale rispetto alla costa orientale. Sono solo 2 spunti. Ne vedremo, ne vedrete, se avrete voglia, di più all'interno di questo report, ma che vanno tutti nella direzione da noi impressa alla nostra attività di ricerca quando parliamo di nautica, che è appunto certamente anche legata all'infrastruttura, alle strutture nautiche. Proprio per osservare e conossermare abbiamo fatto, magari sarà nel rapporto quest'anno, un lavoro per andare un po' più di fino rispetto ai database del MIT e di Pagine Azzurre rispetto alla consistenza delle strutture per la nautica in Italia, ma l'attenzione e la vocazione, ripeto, a partire dal nostro nome Risposte Turismo, è legata proprio alla componente turistica, e su questo cercheremo di fare la nostra parte, perché questo fenomeno merita di essere sicuramente fotografato e studiato dal punto di vista dell'offerta, ma tanto bisogna fare dal punto di vista della domanda turistica, e questo ad oggi è ancora un gap da colmare. Vi ringrazio e chiedo scusa agli organizzatori e a tutti voi se devo spostarmi subito. Arrivederci e buon lavoro. Grazie al Presidente Di Cesare, che è stato anche lui invece molto dettagliato, e quindi ovviamente economia del mare, abbiamo avuto i dati dell'offerta, ma sono altrettanto importanti i dati della domanda. Aggiungo anche gli auguri per i 25 anni che andate a festeggiare oggi. Allora, per la Capitaneria di Porto invece invito qui con me il capitano di fregata Giulio Carniello, che invece ci racconterà per la Capitaneria di Porto le iniziative che sono in atto qui, in particolare a Venezia, giusto? Va bene.
Allora, interessante questo, mi è piaciuto molto ascoltarvi e ascoltare questo rapporto, è molto interessante. Noi che cosa portiamo all'economia del mare? Noi portiamo sicurezza. Nelle due anime, perché io sono un ufficiale della Capitaneria di Porto di Venezia e mi occupo principalmente di cultura, eventi, mostre e manifestazioni. Ma come sapete in questa sede, in Arsenale, vi è un importante istituto della Marina Militare che fa invece formazione per quanto riguarda la difesa del nostro Paese, l'Istituto Superiore di Studi Militari Marittimi. Le due anime della Marina, che sono anche la Capitaneria di Porto e la Marina Militare, fanno sicurezza. La sicurezza pesa? Certamente che pesa. Fa economia? Certamente fa economia. Interessante anche quanto è stato detto poco fa. No? Abbiamo visto un grafico circa l'interesse del pubblico nella sicurezza delle marine, era al secondo posto. Quindi vuol dire che il nostro pubblico cerca sicurezza. Noi offriamo questo e contribuiamo all'economia del mare, contribuiamo innanzitutto con la nostra economia che fa lavorare cantieri, fa acquistare motovedette, per gestire il mare, acquistare navi e poi forniamo un servizio al pubblico. Servizio che non è scontato per nulla. Io vi racconto un aneddoto. Sono vissuto 2 anni nelle Filippine e in questo paese è un paese di mare, è un paese forse che ha ancora più mare del nostro. Però l'organizzazione di soccorso, diciamo, è un po' più zoppicante, un po' più complessa. E ricordo benissimo in un trasferimento tra un'isola e l'altra che, chiedendo al comandante della nave dove fossero i mezzi di soccorso, lui mi indica una statua dove c'era un santo. Era l'unico mezzo di soccorso e mi ha detto, desolato, senza nulla togliere al santo, per l'amor di Dio. Desolato, ha detto, guarda, noi non abbiamo l'economia che avete voi, non abbiamo la possibilità di acquistare, quindi se succede qualcosa ci votiamo al santo. Beh, dobbiamo essere orgogliosi del nostro Paese, perché l'organizzazione di Guardia Costiera del nostro Paese è una delle più efficienti del Mediterraneo, se non del mondo. Il fatto che a Venezia e in altri luoghi arrivino navi mercantili che sono controllate con un sistema che si chiama PSC, non entro nei dettagli, ma ogni nave che arriva a Venezia dall'estero è controllata. Un catorcio non può entrare al porto di Venezia, così come non può entrare al porto di Rotterdam. Ci sono delle specifiche da rispettare e ci sono degli ispettori che nel nostro caso, nel nostro Paese, fanno parte del corpo delle capitanerie di porto, che fanno delle visite a bordo per controllare che sia tutto a posto, che le cose funzionino e che queste navi non vadano magari a inquinare, magari a distruggere l'ambiente. Non dobbiamo sottovalutare questi aspetti. Un altro aspetto del rapporto che mi è stato anche molto interessante è un po', questa è una considerazione che faccio io, un po' fuori busta, un po' una considerazione di natura geopolitica. Io ricordo negli anni 90 mi occupavo e mi occupo tuttora di storia militare, di storia navale e scrissi un articolo riguardante il porto di Trieste. Porto di Trieste che negli anni 90, così come negli anni 70, 60 e anche 50, era fortemente sovvenzionato dallo Stato per il suo funzionamento. Adesso ho visto invece da questo rapporto che il porto di Trieste e l'economia del mare che gira attorno a Trieste è un'economia piuttosto florida, una motivazione geopolitica forte. Purtroppo la presenza di confini per così tanti anni ha bloccato un'economia. Quindi un altro problema della sicurezza è insito nella geopolitica stessa e lo stiamo vedendo adesso con alcune vicende che ci riguardano direttamente. Allora, è stato interessante anche questa vicenda, che per me è una piccola vicenda perché avevo studiato appunto negli archivi del Ministero della Marina Mercantile questo enorme numero di concessioni, di sovvenzioni che sono state concesse per il funzionamento del porto di Trieste affinché non morisse negli anni 50 e 60. Cose che sono venute fuori poi dopo negli anni attraverso le carte d'archivio. Ecco, adesso le cose sono cambiate per una motivazione di sicurezza e di geopolitica. Interessante. Quindi quello che voi fate è anche evidenziare
cosa accade nel mondo dell'economia del mare e cosa potrebbe accadere nel futuro, come contrastare nel futuro certe mancanze di sicurezza geopolitica, sicurezza spicciola della navigazione. Come fare? Quindi il vostro è un lavoro che a noi serve, anche perché la nostra economia, il nostro funzionamento si basa anche sulle necessità del pubblico. Queste necessità del pubblico non sono scontate. È evidente che qui a Venezia vi sono delle necessità piuttosto spiccate di sicurezza, magari in altri luoghi meno, anche il nostro personale si orienta in un certo modo per svolgere un certo tipo di lavoro. Quindi grazie di questo rapporto, grazie di questa opportunità che ci date per comprendere come funzionare e come portare avanti anche un buon servizio per i cittadini. Grazie. Io ringrazio lei e la Capitaneria di Porto per essere stati qui con noi. Direi che siamo in conclusione, per cui ringrazio tutti i relatori intervenuti, ringrazio gli ospiti qui in sala, saluto e ringrazio anche Gianni Teucci, che è il presidente del Marina di Pescara, società della Camera di Commercio di Chieti Pescara, eccolo lì che stavo guardando in mezzo alla luce che accecano, grazie di essere qui con noi, ovviamente Roberto Perocchio, Assomarina Scofindustria, insomma tutti quelli che sono venuti qui. Benissimo, allora il segretario generale Antonio Bufalari, lo chiamo qui con me, che deve consegnare dei cadeau. Lasciate la parola. Volevamo ringraziare il comandante per questo ultimo intervento conclusivo e omaggiarlo con un piccolo ricordo di questa giornata e di Astronautica Italiana. Quindi, se viene... Ringraziamo tutte le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto Guardia Costiera che con il loro lavoro rendono sicure le nostre coste. Grazie mille. Io vi ringrazio tutti e in chiusura vi aspetto domani mattina in Sala Squadratori alle 11 per il convegno di Astronautica Venezia sulla transizione ecologica, energetica e digitale. Sarà presente e interverrà nuovamente il nostro presidente Giovanni Acampora. Grazie a tutti per essere stati con noi e direi al prossimo anno con i dati del 14° report Economia del Mare e Antonello Testa. Grazie a tutti, arrivederci.